Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. Un finanziere in pensione, Vincenzo Calarco, di 37 anni, è stato ucciso a Reggio Calabria dal cognato Giuseppe Schepisi, di 35, che si è costituito subito dopo ai carabinieri. Momento dell'omicidio, che è accaduto in casa della vittima, i dissidi familiari che di recente avevano provocato numerosi litigi tra i due. Schepisi, nel momento in cui si è costituito ai carabinieri, ha consegnato ai militari la pistola che aveva utilizzato per compiere l'assassinio, una calibro 357 Magnum. Il procuratore della Repubblica di Lamezia Terme, Salvatore Vitello, ha disposto il dissequestro della discarica di rifiuti di Pianopoli per consentire l'effettuazione dei lavori per mettere in regola l'impianto. Il dissequestro non ne determina la riapertura, che potrà avvenire soltanto quando la discarica sarà messa in regola. Il sequestro del sito aveva creato serie difficoltà, visto che la struttura viene utilizzata da molti comuni della Calabria, della Puglia e della Sicilia per il conferimento dei rifiuti. Il nuovo piano di gestione dei rifiuti è il tema del convegno tenuto alla provincia di Catanzaro in occasione della settimana europea per la riduzione dei rifiuti. Dal dibattito è emerso che sono 216.000 le tonnellate di rifiuti smaltiti nel 2009 a Lamezia. Il problema principale è rappresentato dalla carenza della raccolta differenziata, mentre per il futuro vengono ritenuti indispensabili l'ampliamento dell'impianto di Alli e l'individuazione di nuovi siti. Le conclusioni a cura dell'assessore regionale all'ambiente, Francesco Pugliano. Usi e consumi è il titolo della manifestazione promosso dall'amministrazione provinciale di Crotone con il laboratorio di educazione ambientale LEA e il GAL Croton all'istituto Pertini. Nell'incontro sono stati presentati alcuni lavori realizzati dalle scuole sul tema dei rifiuti nel corso dello scorso anno scolastico e contemporaneamente sono state discusse le buone pratiche da mettere in atto al fine di prevenire l'eccessiva produzione. Dagli interventi è emerso che mettere in atto azioni di riduzione dei rifiuti significa infatti mettere in discussione gli stili di vita, le abitudini e i costumi. Nel corso della giornata di ieri a Palazzo Arnone, la Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici della Calabria ha presentato il workshop La Calabria verso l'UNESCO, la Varia di Palmi nella rete italiana delle grandi macchine a spalla. La festa della Varia è una manifestazione religiosa che affonda le sue origini sul finire del 1500, quando con lo scopo di avvicinarsi a Dio venivano costruite nell'Italia meridionale grandi macchine trasportate a spalla. Un premio all'innovazione sviluppata sotto forma di idee imprenditoriali. Questo è lo scopo di StartCup Calabria 2010, competizione di idee imprenditoriali per la ricerca, che si è svolto ieri nella sede della provincia di Cosenza. Il progetto è finalizzato a valorizzare le idee che, nate in ambienti di ricerca, tra gli studenti, i docenti e il personale delle università, possono essere concretizzate in progetti per la creazione di nuove imprese nei settori più innovativi e tecnologici. Il Comitato Provinciale del CONI, l'Assessorato allo Sport e l'OSRATP di Crotone hanno illustrato ieri un progetto triennale sperimentale di attività motoria di base da attuarsi nelle scuole primarie del territorio cittadino, che partendo dalle seconde classi coinvolge 5 diversi quartieri. Il progetto impegnerà 180 bimbi e avrà lo scopo di contrastare gli incorretti stili alimentari e di vita tra la popolazione giovanile. Al termine del percorso triennale fungerà da sportello orientativo indirizzando i giovani coinvolti verso la pratica sportiva. Si è conclusa nel migliore dei modi con il concerto di Eugenio Bennato la settimana del Festival d'autunno dedicata al brigantaggio. Il cantante e fautore della Taranta Power è stato il protagonista di Briganti e Migranti, culminato con una performance live la cui apoteosi è stata l'esecuzione della canzone diventata ormai un autentico inno, Brigante se muore. Il concerto, che si è tenuto presso l'Auditorium Casalinuovo di Catanzaro, ha visto la presenza di un folto pubblico che ha mostrato di gradire il percorso musicale di Bennato sul tema del brigantaggio. Va di scena oggi la 17ª giornata del campionato Serie B Win, turno casalingo per il Crotone che attende il Vicenza di Maran. I rossoblù vogliono sfatare il tabù che li vede a secco di vittorie contro i biancorossi nei precedenti 5 match disputati all'Oscida. Rinviata all'8 dicembre la sfida tra Regina e Albino Leffe, in quanto gli Amaranto saranno impegnati martedì al Franchi contro la Fiorentina per la Team Cup. In Lega Pro, turno esterno per il Cosenza a Viareggio e per la Vigor ad Avellino. Il Catanzaro ospita il Campobasso, mentre la Vibonese aspetta l'Aversa.